Luigi Gambellini, rappresentante di Aquile dal Friul. Allora Gambellini, si parla di elezioni regionali, ha sentito insomma Santa Rossa, no? Da un colpo al cerchio, un colpo alla botta. Innanzitutto, voi da che parte state? È una domanda a cui potrei dirle da nessuna parte, allo stesso tempo stiamo col Friuli, nel senso che politicamente non ci schieriamo né a destra né a sinistra. Neanche coi grillini? Neanche coi grillini, no. Cerchiamo di fare una politica che sia interessante per il territorio, che valorizzi il territorio e che lo rappresenti soprattutto a Trieste, nel Consiglio regionale, perché riteniamo che il territorio, diciamo l'entroterra della regione, quindi escluso Trieste, in questi ultimi anni è stato molto ma molto penalizzato, e lo vediamo sulla sanità, lo vediamo sui trasporti, lo vediamo anche sull'economia. Poi la provincia di Pordenone insieme alla montagna credo siano le due zone che in questo senso hanno perso più di tutti, sia in potere d'acquisto, sia in rappresentanza politica, sia anche con le strutture e i servizi. Non dimentichiamo le tante cose che mancano attualmente. La montagna è anche in preda a uno spopolamento incredibile, tra l'altro. Certo. E poi Pordenone esce da una crisi industriale, ne ha risentito sicuramente più di tutto il resto della regione, quindi riteniamo che il nostro lavoro sia di rappresentare proprio queste aree. Però Gambellini, ci si preoccupa sempre più spesso di trovare il candidato, l'accordo. Sarebbe meglio preoccuparsi invece di recuperare un elettorato che ormai è deluso e non crede più a niente a nessuno? Ha ragione direttore, noi speriamo di recuperare in quel famoso 50% che la volta scorsa non ha votato, di recuperare i nostri elettori. E come si recuperano gli elettori secondo lei? Probabilmente facendo una proposta che riguarda il territorio. Io vedo che nelle trasmissioni molte volte si parla di politiche, di candidati a livello altissimo, ci sono contenuti molto interessanti, però la gente quanto interessa questo? Quanto invece alla gente interessa il lavoro, la vita quotidiana, come risolvere i problemi di una famiglia? Come pagare meno tasse? Come pagare anche meno tasse, anche se lì è un gradino un po' difficile da superare, però sicuramente un aiuto alla famiglia. Se vogliamo poi ripopolare non solo la montagna ma anche la regione, dobbiamo darlo. Invece qui vedo pochi programmi e molte chiacchiere così da osteria politica, diciamo. Questo ci dispiace. Noi abbiamo fatto un programma di 50 pagine in cui ci sono dei punti ben precisi che avrei piacere magari un giorno di illustrarle, il direttore, anche ai suoi telespettatori, e in cui puntiamo moltissimo su quelle che sono le necessità del territorio, non chi va a sedere su quella o sull'altra poltrona, più che altro cosa possiamo fare per la nostra gente. Questo riteniamo sia importante, che sia il futuro di questa regione. Senta, in 30 secondi è ancora seduta sullo scalano più alto Deborah Serracchiani, che giudizio dà sul suo operato di questi 5 anni? Purtroppo molto pessimo, proprio per il motivo che dicevo prima, cioè ha peggiorato la situazione dell'entroterra della regione privilegiando solo una piccola parte, Trieste, e non ha saputo dare uno slancio, e purtroppo certe cose, certe riforme non sono andate a buon fine, vediamo le UTI, e hanno creato una devastazione istituzionale e anche sociale molto molto grave e difficile da recuperare nei prossimi anni. Un giudizio sul centrodestra regionale? Diciamo che bisogna vederlo all'opera, perché abbiamo visto l'opposizione comunque. L'opposizione certo, però questa regione ricordiamolo che è di fatto presidenziale, per cui se non ci sono crisi particolari chi comanda, chi ha vinto, comanda, fa quello che vuole. Qualcosa hanno fatto, mi sarei aspettato molto di più. Ecco perché noi cerchiamo una posizione intermedia in cui valorizzare il territorio. Da chi mi sarei aspettato un qualcosa di più invece? Dal Movimento 5 Stelle, quasi assente in Friuli rispetto a tante altre realtà regionali, cosa ne pensa? Lo vedo molto slegato al territorio, soprattutto qui in Friuli, poi lo vedo molto slegato, e poi adesso vediamo col nuovo statuto come si comporteranno, però fino adesso le loro decisioni vengono prese, che ne so, a Bari per esempio, riguardante un problema del territorio friulano o viceversa. È difficile governare in questo modo, anche a livello regionale. Ci vediamo la settimana prossima, grazie come sempre a Luigi Gambellini, Aquile dal Friul. Grazie a voi.